Signori e signori, buonasera e benvenuti a questa 15ª edizione del Premio Miseno. Questa sera l'associazione Artù presenterà la commedia in 2 atti di Edoardo Scarpetta, Lo coraggio di una bandiera napolitana, scritta dallo stesso Edoardo nel 1877. La commedia vede per la prima volta recitare insieme 2 maschere, Pulcinella, che sin da allora è la protagonista principe di molte farse, molto spesso però riveste anche il ruolo da senatore, lasciando spazio ad una nuova maschera, generata dalla fertile vena comica di Scarpetta, Felice Ciosciammucca, povero giovane angarato dai suoi padroni. Stasera vedremo una rappresentazione dove la recitazione la fa da padrona, una recitazione impostata con toni enfatici e trucco pesante, attori che si rivolgono direttamente al pubblico. La potremmo definire una vera e propria commedia dell'arte, definizione che troviamo per la prima volta in Goldoni, attore famoso veneziano, che usava nelle sue commedie delle maschere. Ma ora lasciamo spazio agli attori. Preghiamo tutti di spegnere i telefonini e buon divertimento. Ti dico che è buona maniera. Dammi la mesata, se no mi fai passare nuovo. Donna chi, ma non la caretta. La mesata non l'aspetta. Ah, È inutile che strida. Ti aspetta mezza mesata. 8 lire e mezzo. perché là di 8 lire e mezzo. Non ti aspettano. Ricorda che la settimana passata hai rotto il servizio di grazia sano sa. Ah, ma è stata una disgrazia. Non è stata nessuna disgrazia. Donna chi lo deve pagare. Tu state zitta se no di ciacche, capito? Ah, va bene? Niente a già papà. Perché prima tu